È stato aperto solo per precauzione il bacino di laminazione di Montebello, precisa Giampaolo Bottacin, l'assessore regionale all'ambiente e difesa del suolo, che questa mattina ha compiuto anche un sopralluogo in zona. Il livello raggiunto dal fiume Gua nel tardo pomeriggio di ieri aveva indotto i tecnici della regione ad invasare le acque in maniera controllata nelle zone predisposte. Anche il Bacchiglione è tornato ad ingrossarsi nel weekend, senza raggiungere però livelli seriamente preoccupanti. Una domenica caratterizzata da problemi anche in montagna. A Pornaro, località di Santa Maria di Tretto a Schio, nel pomeriggio alcuni grossi sassi sono caduti ostruendo per circa 100 metri la provinciale 65. Nessun ferito. A Pornaro sono arrivati i vigili del fuoco che hanno bloccato la strada. Un mese da record questo, se pensate che la quantità di pioggia caduta ha già superato quella registrata nella città di Vicenza nel novembre dell'alluvione del 2010. Il ritorno del bel tempo in queste ore sta agevolando il deflusso dell'onda di piena in generale su tutti i corsi d'acqua, anche se permane lo stato di preallarme disposto dalla Protezione Civile del Veneto per entrambi i bacini dell'Alto e Basso Brenta Bacchiglione fino alla mezzanotte di oggi. L'allarme arancione dovrebbe però passare a giallo già da domani.